Ci siamo anche noi iscritti per la partecipazione di avere qui a Marostica, nella nostra città, la adunata del terzo raggruppamento nel 2028. Nella settimana della Triveneta di Conegliano viene ufficializzata la candidatura di Marostica per ospitare il raduno del terzo raggruppamento nel 2028. Una notizia di grande rilievo per il mondo delle penne nere e non solo, visto l'indotto che una Triveneta può portare per il territorio. Il raduno manca dalla cittadina murata addirittura dal 1971 e la concorrenza per il 2028 pare essere agguerrita. Non sarà facile perché ci sono altre due importanti sezioni che si sono iscritte, che si sono candidate. Però diremo che io sono del parere che le grandi sezioni dove ci sono delle città che possono accogliere anche le adunate nazionali, facciano le adunate nazionali e lasciano a noi piccole e medie sezioni, diremo di fare almeno l'adunata del terzo raggruppamento. Gli alpini di Marostica non si spaventano di certo di fronte alla prospettiva di una gara a tre e mettono sul piatto una storia gloriosa che passa anche dalla medaglia d'oro del tenente Cecchin che dà il nome alla sezione. Una storia che si lega a doppio filo con quella del territorio, dalla cittadina murata fino alle montagne nelle quali fu forgiato il mito degli alpini. Nel 2028 avremo la possibilità di andare a inaugurare anche il nuovo rifugio Cecchin, dove abbiamo già avuto, diremo, l'approvazione da parte del comune di Asiago, dei 7 comuni, per quello che è l'approvazione del progetto e anche per la convenzione. La sfida è lanciata e dentro pochi mesi si saprà se il progetto di Marostica verrà premiato. Nel frattempo gli alpini si preparano alla dunata di Conegliano con il solito spirito. Conegliano innanzitutto è una sezione che è molto importante anche perché abbiamo avuto la possibilità di incontrarci nei vari incontri ultimamente anche per avere la conoscenza di questa organizzazione e mi sembra che veramente si stanno dando da fare e c'è sicuramente quando organizzano gli alpini è sempre un successo.